Gentili signore e signori, buongiorno. Da San Lorenzo al Mare vi parla Alessandro Brambilla. La seconda edizione del trofeo Ponente in Rosa internazionale riservato alle donne elite inizia con una spettacolare cronometro a squadre sulla pista ciclabile tra San Lorenzo al Mare e Sanremo, 15 km e 600 metri. Partecipano 28 squadre, cronometro a squadre sullo stesso percorso della San Lorenzo-Sanremo, tappa introduttiva del Giro d'Italia 2015. Salutiamo gli angeli custodi dei corridori, la polizia stradale, gli addetti ai lavori e le atlete che provengono da 5 continenti. Enzo Mazzarese, assessore allo sport di San Lorenzo al Mare. La vostra cittadina è particolare. Ospita la partenza del Giro d'Italia del 2015, ospita la vera partenza del trofeo Ponente in Rosa internazionale femminile Elite 2023. San Lorenzo al Mare, un punto di partenza. Assolutamente sì, noi crediamo che questo tipo di manifestazioni siano importantissime per lo sviluppo del territorio. In un momento in cui si parla tantissimo di destagionalizzare, pensiamo che questo passaggio si raggiunga attraverso manifestazioni come queste, nella speranza che gli appassionati che lo vedono alla televisione, che seguono la vostra rete, e anche le ragazze stesse che ritornino per allenarsi magari l'anno prossimo e quindi ci vengano a trovare anche in futuro. Oggi è una giornata stupenda, mi ha chiamato adesso un mio amico, è una giornata favolosa, per cui noi lo facciamo proprio come attività di promozione del territorio, è un'attività che va valutata per il futuro. Ecco. Certe località non sono dei luoghi, sono degli ideali. Alludo alle località in cui transitano le grandi classiche. Qui abbiamo atlete che arrivano da 5 continenti e qui passano i protagonisti della Milano-Sanremo, la classica World Tour. San Lorenzo è un ideale, non è un luogo. Certo, perché noi spesso ci sottovalutiamo, ma noi qua abbiamo salite storiche come la Cipressa. Io sono un ciclista, sono un amatore e capisco l'importanza che hanno questo tipo di salite, questo tipo di percorsi per gli amatori. Noi ci tenevo anche a dire che a maggio-aprile completeremo la pista ciclabile, per cui sarà diciamo unito il pezzo di San Lorenzo con il pezzo di Imperia, per cui sarà possibile percorrere da San Lorenzo fino ad Imperia, per cui completeremo quest'ultimo pezzo e per cui ci teniamo, diciamo così, a accreditarci come un paese per i cicloturisti, che li aspettiamo. Abbiamo le strutture, abbiamo il clima, abbiamo il mare e per cui riteniamo di essere una meta importante per questo tipo di attività. Abbiamo il piacere di avere con noi la gentile signora Nadia Zerbone. Molto piacere, buongiorno a tutti. Io sono il presidente del CIVE, che è il Giardino di Magdala di San Lorenzo al Mare, che è un consorzio di tutte le attività commerciali del paese e normalmente ci occupiamo di organizzare gli eventi, anche eventi sportivi qui in paese. Quindi siamo molto onorati oggi di aver accolto queste atlete, specie poi perché è la settimana della festa delle donne, quindi ha ancora maggior valore per noi. Ormai San Lorenzo al Mare diventa la capitale delle cronometro a squadre. Nel 2015 partenza del Giro d'Italia con la cronosquadra vinta da Lorica Green Edge e oggi partenza con una cronosquadra del trofeo Ponente in Rosa. Lei è una donna, sarà felicissima. Certo, sono molto felice, infatti ha fatto bene a citare che nel 2015 c'è stata la cronometro a squadre degli uomini e quindi quest'anno siamo ancora molto più orgogliosi di questo, anche perché abbiamo questa bellissima pista ciclabile che arriva al momento da San Lorenzo fino a Sanremo e sono 18 km, una lingua di asfalto completamente sul mare, bellissima, dove è bellissimo gareggiare. L'unica insidia che possono avere oggi è il vento, che speriamo sia a loro a favore.
E infatti per questa ragione cerchiamo anche durante l'anno di organizzare altri eventi sportivi, anche le corse e quant'altro, ecco, di sfruttare questa nostra pista, che poi c'è anche un nuovo tratto, quello che arriva al Prino a Imperia e che poi proseguirà fino a Diano, insomma sarà un'attrazione credo anche a livello internazionale nel tempo, speriamo. Voi avete preparato la pappa per le atlete? Sì, abbiamo preparato la pappa, abbiamo preparato un menù proprio per le sportive, quindi c'era la pasta, il sugo, le proteine e la crostata, vabbè, un pranzo semplice, giusto per loro, ecco. Ed è stato veramente bello, a me piace fare queste cose, sono molto contenta. Naturalmente il gruppo sportivo Loa Bikers ringrazia il comitato di tappa di San Lorenzo al Mare e tutti gli sportivi presenti tra San Lorenzo al Mare e Sanremo. La prima squadra che prende il via è il team femminile Chambéry, che schiera Julia Aubry, Barbara Human, Jessie Merrell, Claire Auchard e Lena Guerreau. Si tratta di una squadra diretta dall'ex corridore professionista Ludovic Turpin. Poi prendono il via tutte le altre squadre. L'organizzazione ha stilato l'elenco di partenza alla vigilia di questa competizione. Era prevista anche una semitappa mattutina con partenza e arrivo a Ceriale, è stata annullata causa l'improvviso ostracismo da parte di alcune amministrazioni comunali. Tuttavia il trofeo Ponente in rosa prosegue in grande stile con questa spettacolare competizione cronometro a squadre. In primo piano le ragazze appartenenti al team femminile Chambéry, è composto da ragazze della Francia, Aubry, Marel, Auchard e Guerreau, e in più c'è Barbara Human che arriva dall'Austria. Poi vediamo la Ziraf, una squadra di matrice toscana voluta da Bubnenkova, che ha vinto durante la carriera professionistica 2 edizioni del Giro d'Italia femminile. Questo è uno spettacolare passaggio in galleria da parte di un'altra delle squadre straniere che partecipano alla cronometro a squadre. Vediamo col numero 196 Amber Arnaud e la Pelo Schneidel, una squadra del Belgio diretta dall'ex corridore professionista Angelo Van Melis. Questa pista ciclabile è ricavata da una vecchia ferrovia. Ed ecco in primo piano le atlete che fanno parte della nazionale dell'Uzbekistan. Da notare che otterranno il secondo posto finale. Janina Kuskova, Novosad Kozieva, Margarita Misurina, Sofia Karimova, Ekaterina Knebeleva e Sevinch Yuldasheva. L'Uzbekistan è in Asia, la capitale è Tashkent. L'Uzbekistan è la nazione di Diamolidin Abdujaparov, che gli sportivi ricordano grande rivale di Cipollini, di Van Poppel e di altri grandi velocisti nelle classiche del Giro d'Italia e Tour de France, nelle tappe pianeggianti logicamente. Conclude Chambéry, che mantiene a lungo la leadership in classifica. Questa è la mia postazione, accanto a me c'è Roberto Amaglio che collabora con l'ufficio stampa, e altre squadre concludono dopo 15 km e 600 metri in località Sanremo. È annunciata all'arrivo la squadra dell'Uzbekistan. Vediamo in azione le connazionali di Diamolidin Abdujaparov e di campioni dell'atletica leggera. Faceva parte dell'Unione Sovietica questo stato, Uzbekistan. Il tempo viene rilevato sulla terza concorrente ed è 22,48. Miglior tempo per Uzbekistan, Kuskova, Kozieva, Misurina, Karimova, Knebeleva e Yuldasheva. Naturalmente tante altre squadre devono ancora concludere. Questa è composta da giovani, si tratta della Gauss, direttore sportivo Giulia Martissova, comprende Scandolara, Torres, Panzeri e Petrucci. Otterranno il 27° tempo con 26 minuti e 50 secondi. Da seguire con interesse le ragazze che fanno parte della Top Girl Fassa Bortolo. C'è anche Cristina Tonetti, giovane emergente. La Top Girl Fassa Bortolo otterrà il 6° tempo finale schierando Alessia Vigilia, Cristina Tonetti, Giorgia Bariani, Chiara Reghini, Vanessa Micheletto, Alessia Missiaggia. Recentemente ha vinto una competizione in Croazia Alessia Vigilia, che abita in Alto Adige, in passato seconda in un campionato del mondo della categoria juniores. In azione con il dorsale numero 216 abbiamo notato Janine Schneider,
della Ambrace World Cycling, e queste sono ancora le ragazze che appartengono alla Gauss. Da notare che il team schiera pure la lecchese Panzeri, più volte campionessa d'Italia nelle gare col pignone fisso, anche Valentina Scandolara, che ricordiamo campionessa d'Europa su strada ad Arona tra le juniores nella stagione 2008, era una delle prime edizioni dei campionati d'Europa per quanto riguarda le atlete della categoria juniores. Osservate il contrasto tra le atlete che pedalano su questa speciale ciclabile e i mezzi che transitano sull'Aurelia. Erano inquadrate le atlete appartenenti al Groupe Abadie con Lubig, Fischer, Perekitko, Dumas, Feito e Suri, e Daniele Ciampi con il suo obiettivo ci mostra ancora le ragazze della Top Girl Fassa Bortolo. Qui c'è Cristina Tonetti che abita a Montesiro Brianza, l'anno scorso ha vinto la gara di Racconigi, è la figlia di Gianluca Tonetti che tra i professionisti vinse una prova del trofeo dello scalatore e si aggiudicò anche una classifica del trittico Regione Lombardia. Qualche difficoltà per la concorrente col dorsale 93, la veneziana Vanessa Micheletto. Rimangono compatte Giorgia Bariani e tutte le altre atlete. La numero 94 è Chiara Reghini. Grande prestazione da parte di Alessia Vigilia. Applausi signori, lo merita la nazionale della Svizzera. Schiera anche la fuoriclasse del fuoristrada Yolanda Neff, campionessa olimpica, vincitrice dell'oro nel cross country mountain bike a Tokyo 2021. Partono poi altre squadre. La Svizzera, oltre a Yolanda Neff, che è stata anche per 3 volte campionessa del mondo di cross country mountain bike, schiera Annika Liner, Sina Frey, ragazza che ha vinto numerose edizioni della Coppa del Mondo per quanto riguarda le prove parziali di cross country mountain bike, Linda Indegard e Noelle Rüschi. Svizzera che ottiene il terzo tempo finale con 23 minuti netti. Vediamo una concorrente che utilizza la bicicletta BMC, inquadrata col dorsale numero 144. C'è proprio Yolanda Neff che vanta altresì dei successi su strada. È una ragazza che abita nel cantone di San Gallo, al confine con l'Austria e la Germania, è figlia di un noto preparatore atletico. È nata nel 1993 Yolanda Neff, che ha dato spettacolo anche in gare internazionali di cross country mountain bike in Italia. Inoltre ha partecipato a diverse edizioni del trofeo Alfredo Binda, la gara World Tour che si svolge ogni anno in quel di Cittiglio. Altra squadra in passerella è il team Comugi. Sono rappresentati appunto 5 continenti in questa edizione 2023 del trofeo Ponente in rosa, inquadrata col dorsale 33 Sölve Minke Anderson, che arriva dalla Danimarca. Le altre atlete dirette da Lucas Leblond sono Joséphine Peloquin, Victoire Josseret, Tesofam Gebru, che arriva dall'Etiopia, Annabelle Yapura Plaza e Lori Milet. Nel frattempo, in fase conclusiva, ci sono le ragazze che appartengono alla GB Junior Team, la squadra voluta dall'ex corridore professionista Gianluca Bortolami. Per quanto riguarda la GB Junior Team e il Club Ciclistico Canturino, che si appresta a concludere con 3 ragazze, il tempo è abbastanza alto, tuttavia si tratta di ragazze giovani alle prime esperienze nelle competizioni internazionali riservate alla categoria Elite. Quindi incoraggiamo anche la Canturino, che ottiene il 25° tempo, e tutte le altre squadre in prevalenza composte da giovani. Questa invece è la Mendelspec. C'è anche Martina Sanfilippo che gareggia per questo sodalizio, che ha sede in Alto Adige, ottiene il 13° tempo. Ha schierato Monica Castagna, Beatrice Pozzobon, Martina Sanfilippo, Francesca Pisciali, Angela Oro ed Eva Maria Gatscher, che in passato praticava il motocross. Un applauso anche alla formazione KDM Per Cycling, composta da ragazze del Belgio. C'è anche Mille Trulsen che arriva dalla Danimarca, Bruckert, De Cupier, Desmé, Van de Castele e Botte Morgan sono invece del Belgio, una nazione sempre ben rappresentata nei cimenti internazionali. Queste ragazze sanno benissimo che a Sanremo il loro connazionale Eddy Merckx
ha vinto ben 7 edizioni della Milano-Sanremo, Roger De Vlaming ha vinto altre edizioni, e passiamo invece ad una squadra che arriva da un altro stato europeo. Si tratta della Polonia con la Pacific Nestlé diretta da Leszek Sicikowski, che ricordiamo corridore nelle classiche italiane, Prezak, Lorkowska, Krzeslav, Mikolajewska, Likosit e Gondek compongono la squadra della Pacific Polonia. Al trofeo ponente in rosa, la leader in classifica generale indossa la maglia rosa confezionata da Aggressive e sponsorizzata da Grandi Auto. Nel frattempo qui c'è in fase conclusiva un'altra squadra, non è tra i migliori il tempo ottenuto dalla Pacific. Concludono simultaneamente diverse squadre in rettilineo d'arrivo vicino a Sanremo Portosole. Sanremo, la città del festival, la città dei fiori, la città in cui inizia il trofeo ponente in rosa 2023. Per quanto ci è dato di sapere, Uzbekistan in seconda posizione, Svizzera in terza posizione finale con 23 netti, ed ecco la nazionale dell'Ucraina, lo stato di cui è capitale Kiev. Ola Kulinchik, Tetiana Yashchenko, Ola Shekel, Katerina Velichko e Zelaieta Olod appartengono alla nazionale dell'Ucraina. Sono le connazionali di Jaroslav Popovic, che è stato campione del mondo della categoria Under 23. Sono anche le connazionali di Andriy Shevchenko, per chi segue con passione il calcio, uno dei più grandi centravanti della storia, logicamente, ha militato anche nel Chelsea e nel Milan. E poi passiamo alla B-Pink. Questa è la squadra amalgamata da Walter Zini. L'anno scorso la B-Pink ha dominato in tutte le tappe e in classifica finale. In questa edizione del ponente in rosa la B-Pink schiera le plurititolate Silvia Zanardi e Matilde Vitillo. Inoltre ci sono la slovacca Nora Jenkusova, la veneta Giorgia Vettorello, l'umbra Letizia Brufani e la francese Jade Teoli. Ecco le 7 atlete della squadra B-Pink che ha sostenuto la preparazione a Calpe in Spagna. Inquadrata con il numero 75 c'è Matilde, giudicata anche altre 2 gare, Matilde Vitillo, che abita a Frinco in provincia di Asti. Da notare che compie gli anni l'8 di marzo in coincidenza con la seconda tappa del trofeo ponente in rosa e in coincidenza naturalmente con la festa della donna. Altra squadra inquadrata, ci dicono che il tempo finale della B-Pink è di 23 minuti e 21 secondi ed è il 7° tempo. Non va benissimo la B-Pink, che era partita con i favori del pronostico. Queste sono altre atlete: col numero 11 Molenar, col 12 Schoens, 13 Gerritz, 14 Frein, col numero 15 Vance Pacebeghe e col numero 16 Meis Poland, dirette da Barfaes e la Parkhotel Valkenburg, a sede nel Limburgo olandese. Parkhotel che conclude a Sanremo sulla ciclabile con 23 minuti netti, lo stesso tempo fatto registrare dalla Svizzera, per cui possiamo affermare che è terza alla pari della Svizzera in base a quanto ci perviene dal servizio cronometraggio ufficiale. Rasa Leleivite è la plurivincitrice tra le atlete che partecipano al ponente in rosa con la maglia della Arom Italia Basso Bike Baiano. Il varesino Matteo Ferrari dirige Lara Scarselli, Rasa Runsaite, che è della Lituania, Aina Moreno, che arriva dalla Spagna, la toscana della Versilia Francesca Baroni, azzurra nel ciclocross, Irene Affolati, e la lituana Rasa Leleivite, che è stata anche campionessa d'Europa. E adesso la regia ci ripropone le ragazze della GB Junior Team, è diretta da Giuliani, schiera in prevalenza delle giovani, la GB Junior Team, con il numero 101 Giulia Giuliani, col 102 Sylvie Truc, che è stata per 4 volte campionessa d'Italia di cross country mountain bike, 2 volte da esordiente, 2 volte da allieva, col 103 la pavese di Trivolzio Chiara Sacchi, col 104 la toscana Gemma Sernissi, col numero 105 la novarese Vittoria Ruffili e col numero 106
la lombarda Monia Garavaglia. Eccole che transitano in galleria le atlete della GB Junior Team. Da notare che in Liguria il loro general manager Gianluca Bortolami ha vinto una Monte Carlo Alassio dilettanti e anche una Monte Carlo Alassio riservata ai professionisti. Prosegue naturalmente la serie delle partenze per queste ragazze. C'è il replay del via della squadra Mendelspeck con Oro, San Filippo, Castagna, Gatcher, Pisciali e Pozzomon, e questo è un passaggio della squadra Ziraf con il numero 241 Martina Bufalini, 242 Sabrina 27, che è anche figlia del direttore sportivo, col numero 243 iscritta Jessica Fiorini, 244 Asia Ranucci, 245 Greta Zingoni, 246 Linda Laporta. Svetlana Stolbova dirige questo team che tuttavia ottiene un tempo abbastanza alto. Ed ecco un'altra squadra, è la H2O Manhattan, voluta da Fabretto, squadra di grandi tradizioni per quanto riguarda il ciclismo al femminile. Ricorderete le imprese internazionali di Diana Ziliute, di Edita Pucinskaite e di tutte le altre atlete che hanno dominato per anni. Inquadrata col dorsale 225 Giulia Vallotto, le altre sono Elena Contarin, Sara Dalla Valle e Martina Silvestri. H2O, squadra con sede in provincia di Treviso, ottiene tuttavia un tempo abbastanza alto. Per la GB Junior Team, 16° tempo finale. Altre atlete di scena sulla ciclabile da San Lorenzo al Mare a Sanremo, 15 km e 600 metri. Inquadrata col dorsale 202 Dominika Wlodarczyk della Polonia, questa è la Atom Developer, con Katarzyna Wilkos, Dominika Wlodarczyk, Olga Vankiewicz, Nikola Bajgerova, Agata Kowalska e Monika Brezna, la numero 206. La Atom ottiene un buon tempo finale, quinta posizione con 23 minuti e 2 secondi. Inquadrate ancora le atlete della Mendelspeck, è una squadra che ha sede a Bolzano. Renato Pirrone è il direttore sportivo di Martina San Filippo, ragazza che nel 2022 tra le juniores ha conquistato la medaglia d'oro all'europeo dell'inseguimento a squadre e l'argento al campionato del mondo nella medesima specialità. Le riprese sono a cura di Videogeni, ormai si avvicina la linea d'arrivo anche per le atlete griffate Mendelspeck, primo piano per Angela Oro. Da notare che la squadra Mendelspeck non riesce ad ottenere un tempo nelle prime 10 posizioni, conclude un altro team e sopraggiungono ragazze attardate. Queste sono atlete della Top Girl Fassabortolo, che ha ottenuto nel frattempo un buon tempo, il 6º. Altre atlete portano a termine la prova. Uzbekistan leader in classifica parziale, ma mancano altre squadre per concludere la serie degli arrivi. Queste sono atlete attardate. Non è una bella cosa concludere la cronometro squadre in ritardo rispetto alle compagne di squadra, in quanto il ritardo stesso viene conteggiato per quanto riguarda la classifica generale e viene segnalato sulla classifica generale, viene sommato al tempo. Questa è la concorrente col dorsale numero 45 Spela Kolnar della BTC City Lubiana. Penko Goraz, che ha partecipato a tante gare in Italia con la nazionale della Slovenia, dirige questo team con Susnik, Pinter, Pugeli, Galov, Kolnar e Pierce. Altre atlete si apprestano a prendere il via. Le biciclette sono quelle da cronometro. Queste competizioni rappresentano un banco di prova notevole per la tecnologia applicata al ciclismo. Women Cycling schiera Sabrina Piccaluga, Brid Verbeck, Beatrice Cesca, Emily De Kuyper, Gaia Tortolina e Giorgia Secchi, e questa invece è la Isolmant di Giovanni Finanza. Parte per ultima la squadra Y Development,
Carlotta Cipressi, Federica Piergiovanni, Francesca Pellegrini, Giulia Biriukova, Anastasia Carbonari e Linda Zanetti prendono il via in sella alle biciclette Colnago. Davanti a loro ci sono anche le atlete della CUXA, la squadra che schiera Nadia Quagliotto e la Laboral CUXA Fundación Euskadi, con Quagliotto che gareggia col numero 1, Marta Romeu, Idoia Erasu, Laura Rodriguez, Lia Laizane e Alba Teruel. Quagliotto ha vinto lo scorso anno 2 tappe e la classifica finale del trofeo Ponente in Rosa. È nata nel 1997, in passato era stata campionessa d'Europa su strada. Questa è una squadra composta in prevalenza da ragazze giovani. Numero 235 è Gaia Tortolina, che abita ad Alessandria, ed è la fondatrice di questa squadra Women Cycling Project, Sabrina Piccaluga, abita invece a Casale Monferrato, sempre nella provincia di Coppi e Girardengo. Britt Verbeek, Beatrice Cesca, Emily De Kuyper e Giorgia Secchi completano questo team. Inquadrate anche altre atlete, sono quelle della squadra Pro Cycling, Alina Bodan, Anastasia Ishman, Vittoria Parkomiuk e Natalia Safroniuk, dirette da Severino Curti. Sono tutte atlete dell'Ucraina, ma ottengono un tempo finale alto. La squadra della Isolmant transita all'intertempo di Riva Ligure con la 7ª posizione, Isolmant con Ainara Albert, Carmela Cipriani, Valeria Curnis, Asia Zontone, Carlotta Borello e Noemi Lucrezia Eremita, che è una molisana. Qui la Isolman va a riprendere una squadra che è partita 2 minuti prima. Ci segnalano che il migliore intertempo in località Riva Ligure è quello della UAE Development Team. La UAE con Cipressi, Piergiovanni, Pellegrini, Biriukova, Carbonari e Zanetti. La Isolmant schiera anche Carlotta Borello, che ha partecipato durante l'inverno alle gare più importanti di ciclocross, anche al campionato del mondo delle Under 23. Abita a Trana, in provincia di Torino. E in primo piano ora ci sono le atlete della UAE Development. Carlotta Cipressi è forlivese, nata nel 2003, Linda Zanetti è del Canton Ticino, è una 2002, Anastasia Carbonari ha la mamma della Lettonia, per cui è campionessa nazionale lettone, è nata nel 99, Giulia Biriukova è ucraina, Francesca Pellegrini di Capizzone in Valle Imagna, classe 2004, nel 2022 ha vinto la gara di Ceriale, trofeo città di Ceriale, riservato alle juniores, e poi si è aggiudicata anche la prova di Coppa delle Nazioni, trofeo Alfredo Binda. Qui di slancio la UAE riprende non soltanto le atlete della squadra Pro Cycling, ma anche la Isolmant, e possiamo dire che il derby bergamasco se lo aggiudica la UAE. È una squadra degli Emirati Arabi come sponsorizzazione, il management ha sede in Svizzera, ma i direttori sportivi e gli altri tecnici sono tutti bergamaschi, lavoravano per la Valcar. Quindi in questo caso la UAE Development, superando proprio la Isolman addirittura d'arrivo, vince anche il derby, ma vince soprattutto la cronometro a squadre introduttiva del Ponente in Rosa. UAE Development impiega 22 minuti e 28 secondi a percorrere i 15 km 600 metri alla media di 41 e 662. Prima UAE Development, seconda Uzbekistan a 20 secondi, terza squadra la Svizzera a 32 secondi, quarta Park Hotel Valkenburg a 32 secondi, quinta Atom Developer a 34 secondi, sesta Top Girl Passabortola a 47 secondi, al 7° posto la V-Pink a 53 secondi, all'ottavo KDM Pack Cycling a 1 minuto e 11 secondi, nona la squadra della Quagliotto, Laboral CUXA a 1 minuto e 14 secondi, decima l'Ucraina a 1 e 34. Carlotta Cipressi, hai vinto la cronometro a squadre, sei in maglia rosa a Sanremo, la città dei fiori, la città del Giro d'Italia, la città del Festival di Sanremo, la città dei campioni, la tua città a questo punto. Beh sì, innanzitutto devo dire che questa cronometro non l'ho vinta io, l'abbiamo vinta come squadra.
ed è stato secondo me il risultato più importante. Siamo venuti qui con una nuova formazione nata quest'anno e il nostro primo obiettivo era fare bene di squadra, cercare di lavorare tutti unite e darci fiducia l'un l'altro. Questo è stato fatto e di conseguenza poi è arrivato il risultato. Ci siamo divertiti, è stata una nuova esperienza e sì, ho preso la maglia, di certo si cercherà di far di tutto pur di tenerla, sono state bravissime anche le mie compagne. Abbiamo per ora tutte le maglie e vediamo cosa si può fare. Sicuramente daremo il tutto per tutto e lavorando sempre una a fianco all'altra di squadra. Avevate il migliore intertempo, avete vinto la crono, avete anche raggiunto la Isolmant, una squadra quotata. Sì, sicuramente è stato, come dicevo prima, un risultato inaspettato. Non avevamo previsto niente, nel senso che non avevamo neanche provato molto la crono a squadre, ma quando ci si fida l'un l'altra e si dà il tutto per tutto, pensando come una sola famiglia, una sola squadra, i risultati arrivano di conseguenza. Domani è la festa della donna e tu hai la maglia rosa. Sì, ci tengo molto a questa festa e è un onore infatti poterla indossare proprio domani questa maglia e la porterò con onore, quel che verrà verrà, si lotterà fino alla fine e la porterò sicuramente con un sorriso in più. Raccontiamo ai nostri amici chi è Carlotta Cipressi, dove è nata, dove abita, cosa studia, cosa sogna. Carlotta Cipressi è una semplice ragazza di 19 anni di Forlì, quindi sono romagnola, che fa ciclismo da una vita e lo fa per passione. Questa è la prima cosa, di sicuro ci sono tanti sogni nel cassetto, tanti obiettivi e l'unica cosa che ho in testa è di continuare a pedalare finché ne avrò ancora la passione. Per ora questa è tanta, quindi di sicuro guardo tanto avanti. Il rapporto massimo utilizzato nella crono è stato di? 52-11 a tutta. Domani sera avrai ancora questa maglia? Speriamo, diamo sempre il tutto per tutto, questo è sicuro. Ivan Dal Canton rappresenta il comitato organizzatore di Loa Bikers. Abbiamo superato le difficoltà, prima tappa, grande successo della UAE Development, siamo nella città dei fiori e sorride anche lo staff Loa Bikers. Sono a casa mia perché Sanremo è casa mia, sono nato ciclisticamente su questa città, perciò era un onore tornare su Sanremo e portare la cronometro famosa col Giro d'Italia del 2015. Siamo riusciti con tanto impegno, con tutti i miei due collaboratori Flavio Ginestra e Pierre Pesce, perciò oggi siamo al settimo cielo. E domani siamo di nuovo pronti per ripartire per una nuova tappa e far grande questo giro. Vogliamo rassicurare gli amici, tutto si farà regolarmente, partiremo a Diano Marina, arriveremo a Marina di Loano. Allora, con le ultime notizie che ho si sono superati tutti i problemi. Abbiamo fatto l'ultimo incontro con il comando, con la prefettura di Savona, siamo arrivati a un accordo e domani partiremo tranquilli. E questo è il Casinò Municipale di Sanremo che ha ospitato tante edizioni del festival. In epoca recente il Festival Canoro si svolge al Teatro Ariston, vicino a Via Roma, sede d'arrivo della Milano-Sanremo. Questa è Sanremo, la città dei fiori, la città del ciclismo, la città in cui Loa Bikers ha organizzato il primo arrivo di tappa del Trofeo Ponente in Rosa 2023. Il programma prevede altre tappe con arrivo a Marina di Loano, a Laigueglia, a Diano Marina e a Diano Marina bis. Alessandro Brambilla vi saluta e vi ringrazia.